Buonasera a tutti. Prima di iniziare ufficialmente c'è Mario Chiecchi che vorrebbe recitare un'ottava che riassume in versi la vita di Giovanni. Prego. Forse deve essere. Buonasera a tutti. Io mi chiamo Mario Chiecchi, sono di Verona, ringrazio questo evento che ha fatto in Oppe di aver dato questo piccolo spazio per poter declamare una paia di versi dedicato a Giovanni, a paesano mio, è di Verona, e questo è un tempo dedicato alla vita di Verona, e per lo più balisco un rapporto di vita che si valore che sia hai abbatisciato una sorta di mamma, sia Natale, quindi va un rapporto di affettività, e quindi approfitto a fare questa introduzione poetica dedicata a Giovanni. Sul tristo mondo della saprionia, t'ancora ma non perde sarione, che si t'han posto solo in saprione, har vinto chi incorazzo s'agonia, fino a sacanno sa seconda via, in l'ennesima reclusione, lontano da essa patria d'Italia, 3 anni che spassato in Australia, sapro distante da sa terra tua, ma canno calca sa pinna remadora, che in cada lettera liberadora, supera su mare e sa distanza sua, e varcanne sa verità di crua, decora scondennato sa aurora, che immagina sa ancora luminosa, poeta letterale de sa prosa, che racconta sa mentor de campagna, che in manto in verano fioridoso, e rivela da essa anima s'intragna, poetico romantico grimidoso, cubus tuo sentimentos infinidoso, torrados in barbagia sa montagna, in cuda magna sala di comune, passato 40 anni da lune. Grazie. Buonasera. Buonasera. Saluto con gioia, con cortesia e tanta fraternità voi tutti che siete presenti in questo incontro. Saluto con grande amicizia Giovanni, l'editore Costantino Cavalleri, Matteo, che in qualche modo è proprio anima di questo nostro incontro. Ma nel saluto io vorrei soprattutto dirvi grazie, perché credo che da questo nostro incontro uscirà un grande messaggio di speranza. Io non sono uno studioso, non sono un sociologo, sono prete e sono felice di essere prete. Però con il mio udito e il mio intuito mi sembra che nella nostra società di oggi stia per prevalere, invece della giustizia, il giustizialismo. C'è una deriva un po' pericolosa a mio parere, perché ecco, questa cultura giustizialista sta portando sempre di più le persone, invece che ad incontrarsi, a contrapporsi. Provate un po' a pensare quanto male fa, almeno a me lo fa, quando sento nei riguardi di una persona bisognerebbe impedirgli, bisognerebbe
condizionarlo, bisognerebbe bloccarlo, escluderlo dal novero sociale, escluderlo dalla società. Quanto male tante volte mi faceva quando sentivo le chiavi di quella cella buttatele in mare. Io voglio sperare e voglio credere soprattutto che da qui invece esce davvero un messaggio, una grande testimonianza di speranza, perché nella vita si può sbagliare, ma si rimane, ecco, sempre persone che hanno il proprio valore, la propria dignità, persone che allora è importante che la società accolga e permetta che possano rientrare nel consesso sociale. Dice il profeta nella Sacra Scrittura, parlando in nome di Dio: non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Anche quando si sbaglia non è la fine. Come comunità cristiana siamo chiamati, ecco, allora ad accogliere sempre tutti, senza giudicare, anzi facendo il giudizio che chi mi sta dinanzi è una persona che io devo accogliere, che io devo rispettare, che io devo amare. Come comunità cristiana qui a Bitti abbiamo fatto una scelta di accogliere nella casa parrocchiale del Santissimo Salvatore alcuni amici che sono usciti da Mamone e che non hanno altra possibilità di essere ospitati. Ne sono orgoglioso di questa scelta, perché ecco, noi davvero dobbiamo accogliere sempre tutti senza paura. Credere nell'uomo, credere nella persona umana, anche quando questa persona ha sbagliato. Non importa. Ecco, quanto sarebbe bello che davvero tutti nella cultura sociale, ecco, siamo disposti ad accogliere l'altro senza giudicarlo, se non nel fatto che è una persona che merita rispetto, che per la sua dignità deve avere una nuova occasione, che deve essere aiutato proprio a reinserirsi nel contesto sociale. A mio parere, meno carcere e più pene alternative. Credo che sia importante che si consideri sempre una giustizia che sia, ecco, riparativa, che possa reinserire il soggetto tra fratelli, restituirlo alla propria famiglia, al proprio paese, al proprio ambiente, alla società, sicuri, ecco, che è un valore, è un dono, è una grande ricchezza. Cantava anni addietro, mi sembra un certo Mengoni, credo nell'essere umano. Ecco, io ci credo. Io credo che ogni persona, ecco, ha diritto alla libertà, ha diritto alla vita, ha diritto a una nuova possibilità. E allora che davvero coloro che ci governano prendano anche in considerazione una giustizia alternativa, riparativa, che possa permettere anche a chi ha sbagliato di rientrare nella società. Grazie. Buonasera a tutti e grazie di essere qui e grazie a Don Dottoni per averci concesso questo spazio. L'essere qui ci permette già di fare un collegamento tra la giustizia divina
è l'idea di giustizia, la concezione di giustizia che ci farà da sfondo nell'arco della serata, che è una giustizia dell'ascolto, dell'incontro e che si condensa nella giustizia riparativa. Entrambe si oppongono alla giustizia retributiva simboleggiata dalla bilancia. Volevo poi anche ringraziare me stesso per quanto ho creduto fortemente nella realizzazione di questo evento che si sta concretizzando nell'incontro di questa sera, che mi dà molto di mantenere la promessa fatta a Giovanni e anche come segno di gratitudine e di amicizia nei suoi confronti anche per la sua disponibilità. Quindi grazie Giovanni. Faccio ora una breve premessa facendo qualche cenno all'argomento della mia tesi che ho concluso appunto applicando la parte teorica con un'intervista a Giovanni. Non siamo qui né per fare un discorso sul perdono o sulla misericordia, né tantomeno apologia di reato o dei sequestri o per giudicare, ma siamo qui per ascoltare con rispetto e spero con interesse una storia di vita. E la ragione di questo ascolto sta proprio nello scopo ultimo della criminologia e nei suoi contributi che dà alla politica criminale, che è quello della prevenzione dei reati. È proprio infatti intrecciando un fatto nel passato, nel presente e nel futuro di un vissuto di un soggetto e del suo racconto che quel fatto acquisisce un significato. E voglio precisare che non si tratta di giustificare ma di comprendere. Questo è il primo insegnamento della criminologia narrativa, che è l'argomento appunto della tesi che ho applicato con una chiacchierata con Giovanni a maggio scorso a Roccastrada in provincia di Grosseto. L'ho contattato tramite social, tramite Messenger, e dopo aver consentito all'inizio, a un certo punto era tentennante, perché pensava che fossi un giornalista, ma era solo perché mi percepiva straentusiasta di incontrarlo. Ma poi, specialmente quando ha visto che sono arrivato da solo, con i mezzi, in un posto anche scomodo da raggiungere, ha capito e da lì mi ha accolto alla grande ed è stata un'emozione continua che mi porto ancora oggi. La criminologia narrativa non fa riferimento a qualsiasi racconto sul crimine, ma è una vera e propria branca criminologica che vede il racconto come causa e motore dei fatti che noi andiamo a compiere, anche di quelli che portano ad averci a che fare con la giustizia. Come se il racconto e il modo in cui ci si racconta sia un copione che noi seguiamo nel nostro agire. In questa visione si condensano poi sia le teorie criminologiche che vedono le cause del crimine in fattori soggettivi che quelle che le collocano nella società, perché quando parliamo attingiamo sia da noi stessi sia da registri narrativi tipici del contesto sociale in cui viviamo. Ritornando ora alla chiacchierata che ho fatto con Giovanni, l'atteggiamento non era sicuramente un atteggiamento valutante o giudicante, e l'attenzione non era tanto sui fatti in sé, e non ero lì a cercare la verità o meno dei fatti, anche perché per la criminologia narrativa sono molto importanti sia i silenzi che le menzogne, perché è lì che troviamo la vera autenticità di un soggetto. L'obiettivo era quello di entrare nella sua cosmologia interiore e nel suo parlamento interiore, che sono un perfezionamento del concetto interazionista di altri significativi o di comunità fantasma, che in parole semplici racchiude quei soggetti che per quali motivi sono importanti per noi e con cui dialoghiamo interiormente e costantemente e le cui voci ci accompagnano sempre anche quando non sono fisicamente con noi. Una di queste per Giovanni è stata sicuramente quella del padre, tant'è che è stata proprio la figura del padre ad impedire un primo tentativo di slittamento da una cosmologia ad un'altra. Il punto di svolta vero e proprio, però, il turning point, c'è stato invece quando all'ennesima contestazione di reati da parte delle agenzie di controllo che ha caratterizzato la vita di Giovanni, decide di scappare, non vede più alternative e da quel momento la figura di riferimento del suo Parlamento interiore non sarà più il padre, ma sarà una persona conosciuta in carcere tempo prima e che gli aveva proposto di commettere certi fatti e che se fino a quel momento era rimasta silente nella sua interiorità, ora diventa dominante nella sua nuova fase di vita, in cui, arrivato ormai al limite, Giovanni si dice: già che me li imputate, li faccio. E questo è già un primo esempio del carattere criminogeno del carcere. Comunque non anticipo nulla e di questo vi parlerà
sicuramente meglio il diretto interessato. Altri punti che si sono toccati sono quelli sulle emozioni e i pensieri che hanno accompagnato i fatti, i dialoghi, il contesto, l'immagine di sé, l'immagine che un soggetto pensa che gli altri abbiano di sé, un'immagine che passa dunque da un doppio filtro, l'interpretazione del significato di ciò che accadeva e così via, passando un po' per tutte le fasi dell'esistenza. Il raccontarsi permette inoltre di acquisire quella consapevolezza di sé e delle proprie azioni che dunque si sentono sempre più come proprie. E questo sarà sicuramente il primo passo per intraprendere un percorso di giustizia riparativa che nelle sue varie forme può consistere anche nell'incontro con la vittima e quindi con chi ha subito le conseguenze delle proprie azioni. Un percorso di giustizia riparativa è innanzitutto quello che più risponde al dettato costituzionale ed è anche quello più efficace sia dal punto di vista della vittima che sul piano della recidiva, perché permette quella revisione critica che è fondamentale, senza contare che il carcere, come abbiamo anche visto, è criminogeno e ascoltare la vita di chi ha avuto a che fare con la giustizia può anche aiutare a capire i problemi che caratterizzano la vita delle carceri, appunto, in cui magari con una afflittività sproporzionata il detenuto rischia di non capire o perlomeno passa in secondo piano il perché si trovi dentro, perché paradossalmente si trova ad essere vittima egli stesso quando vengono violati certi diritti che nemmeno in carcere devono venire meno in uno stato come il nostro. Su questo Giovanni, sia con i suoi reclami agli organi preposti che raccontando appunto la sua vita in carcere, si è spesso soffermato e ha fatto luce, e di questo si occupa proprio la Conflict Criminology, che è una sottobranca della criminologia narrativa. Dal punto di vista di chi ascolta invece, questa narrazione di una vita permette di rompere quella barriera e di accorciare quella distanza che mentalmente creiamo quando siamo posti di fronte al male e da cui idealmente ci allontaniamo e veniamo portati a pensare che il male non ci riguarderà mai. Anche il meccanismo di considerare chi commette crimini come un malato o lo spirito vendicativo che assumiamo chiedendo pene esemplari e a volte disumane, altro non è che rispondere con lo stesso male a quello che ci illudiamo di sconfiggere, moltiplicando così il male. Tanto il male commesso non si può cancellare, sta lì. Non si cancella nemmeno con una pena durissima. Possiamo semmai solo fare in modo che quel male non sia più commesso. Ascoltare un racconto di vita ci fa rendere conto che possiamo trovare elementi in comune con questa narrazione, immedesimarci almeno fino a un certo punto, perché solo a un certo punto qualcosa si è rotto e ha cambiato direzione e noi dobbiamo far sì che non si arrivi a quel punto di rottura. Altre persone magari nella stessa situazione o nelle stesse circostanze avrebbero agito o reagito in quello stesso modo. Dobbiamo entrare nell'ottica che ogni volta che si commette un crimine, la società è sempre un po' responsabile e ha fallito in qualcosa. Dobbiamo un po' tutti sentirci almeno minimamente responsabili se siamo una comunità, perché spesso uno commette un reato e con quel reato vuole comunicarci qualcosa. A volte dietro c'è una richiesta di aiuto che la società deve essere brava a captare prima. Vedremo, nel caso di Giovanni, che qui lo Stato non solo non ha creato le condizioni, o meglio, non ha rimosso gli ostacoli che secondo l'articolo 3 della Costituzione che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, ma secondo il suo punto di vista gli sono stati posti dallo Stato stesso questi ostacoli. E vedremo, come dal suo racconto, emergerà che sarebbe bastato che lo Stato lo avesse lasciato in pace e non fosse stato eccessivamente invadente, tanto da non sentirsi riconosciuto come persona, ma essere etichettato a prescindere come sardo e sequestratore, finendo per la profezia che si autoriempie per confermare l'etichetta affibbiatagli. Lascio adesso la parola a Costantino e a Giovanni e grazie per l'attenzione. Cercherò in pratica di farmi capire accorciando e rendendo il tempo disponibile
vicino. Come? Non mi mi dà fastidio. Vabbè, si sente comunque, cercherò di essere breve giustamente perché la serata è da dedicare, diciamo così, giustamente a Giovanni Farina, per cui cercherò di essere breve, brevissimo. Prenderò solo qualche spunto in pratica sia da Don Totoni che dall'intervento che ha fatto Matteo, per cercare di focalizzare un po' l'argomento da come lo vedo io, da come in pratica interpreto le vicende rispetto alla legge, al carcere, ai detenuti criminali, eccetera, eccetera, perché in effetti vi è un attimino a livello di critica, forse vi è vicinanza, a livello di soluzione, diciamo così, il discorso è un po' diverso. Ora, sia Don Totoni che Matteo avete accennato al fatto che comunque il sociale, la società, è in qualche modo responsabile anche dei crimini o delitti commessi in pratica da qualsiasi tipo di cittadino, di suddito. Ma per quanto mi riguarda io credo invece che tutto il crimine origina esattamente da come è strutturata la società, soprattutto la società organizzata gerarchicamente, dove 5 famiglie, immaginatevi un po', che cavolo ne so, dell'Italia detengono l'80% della ricchezza. Cercherò di riassumere in brevi parole questi concetti, perché giustamente sono quelli poi che determinano i fattori in pratica cosiddetti criminogeni. Ora io mi chiedo, e chiedetevi anche voi, che cavolo di società è chi si permette in pratica di organizzare il sociale in questa maniera, che 5 famiglie e 60 milioni di cristiani concentrino la ricchezza nelle loro mani e tutto il resto in pratica ruota attorno agli interessi di queste 5, 10, 15 famiglie su 60.000 cristiani. Ora è logico che queste diseguaglianze che esistono nel sociale creano e ricreano ulteriore ricchezza da una parte, e lo vediamo in questi ultimi anni di cosiddetta crisi, dove chi possiede accumula di più e chi non possiede accumula sempre più miseria. Giorno dopo giorno chi vive del proprio lavoro o della minima pensione, in pratica vediamo che effettivamente fatichiamo tutti i giorni ad arrivare a fine del mese. Io sono pensionato da 1.000 euro al mese, chi lavora penso che se fa un lavoro normale non prenda più di 1.300, 1.500 euro al mese, se ha famiglia ditemi voi come cavolo fa ad arrivare a fine mese. Ora logicamente queste disuguaglianze materiali creano una serie, in pratica hanno una serie di conseguenze, creano anche negli individui che non hanno assolutamente nulla di che campare, creano anche semplicemente invidia, no? Cavolo, come fanno questi qua in pratica a pretendere che io in questo sociale così marcio, in questo sociale così distorto, in questo sociale organizzato in funzione della ricchezza di questi pochi, io in pratica non delinquo, non posso allevare la legge, cavolo, perché anche io ho diritto in pratica, dal momento in cui sono vissuto, ho diritto a vivere la mia vita, a dar da mangiare ai miei figli, a vivere dignitosamente, cosa che non mi permette questo sociale. La conseguenza è che tutta la legge in pratica in vigore, che è organizzata attorno a questa strutturazione sociale, logicamente ti spinge, cavolo, se vuoi vivere dignitosamente, ti spinge, ti invita, cavolo, se io ho fame, il primo albero di mele che trovo, di chiunque sia, cavolo, cerco in pratica di togliermi la fame, no? È una cosa normale, una cosa naturale. Solamente quello che succede è che quanto più si è poveri, meno si è in grado di ragionare, d'accordo, da dove andare a prendere la ricchezza di cui hai bisogno, o il tanto di cui hai bisogno. Per cui ti capita una mentalità stretta, perché questo è anche frutto della società, di come è organizzata la società, il fatto di crearti la guerra tra miserabili, per cui io che ho estrema necessità e non ho la capacità di capire
come è organizzato il sistema, non vado a prendere i soldi dove sta accumulata la ricchezza, le banche, le poste, eccetera, ma me la prendo magari con la vecchia pensionata, mischina, che porta 400 euro a mese, con la mentalità da miserabile che c'ho, cazzo, riprendo la borsetta, la scippo, o magari faccio altre cose e creo ulteriore, in pratica, non solo violenza, ma creo ulteriore miseria mentale, eccetera, eccetera. Ora, da questo punto di vista materiale, da questa, diciamo così, contraddizione sociale basata semplicemente sulla ricchezza economica, nasce anche, a causa dell'organizzazione sociale, nasce anche la miseria intellettiva, la miseria devonca, e si assiste sempre di più, generazione per generazione, ad una degenerazione da parte in pratica di ogni generazione nuova di vita del nascere, cioè c'è usato pausa subito accanto sul vizio, con rispetto sul babbo, sulla mamma, eccetera, eccetera, perché è deprivata, è stata deprivata, d'accordo, volontariamente da qualsiasi etica, da qualsiasi moralità. E oggi questo disespero nei piccoli paesi si sente, ma non si vede come in città, dove la violenza, anziché diminuire, cazzo, è quotidianamente in pratica decuplicata. Nell'arco in pratica, immaginatevi voi che negli anni 70 il mondo prigioniero, cazzo, era abitato semplicemente da 20-30.000 cristiani al massimo. Siamo arrivati in questi ultimi anni in prigione a 60.000 cristiani, ma di questi 60.000 cristiani i veri responsabili, cioè gli organizzatori e politici ed economici che ti organizzano questo sociale, non ce n'è manco uno, cioè uno Berlusconi, gli africani in pratica, derotto un osso, sa ricchezza, non paghi di tassa, sono imbroglienti, questo lo sa fatto una dia ragioni, e questi sono quelli che oggi come oggi ti dicono che chi delinque deve stare in galera. Intanto la ministra del turismo, o come Tigaolesi, che ha fregato lo Stato, e questa tranquillamente in cui si anda a fare il somministro, e sono questi che continuano in pratica a blaterare di giustizia, a blaterare di pena che comunque una volta applicata deve essere effettivamente fatta, eccetera, eccetera. Quindi ci sono tutta una serie di contraddizioni gigantesche che il potere in pratica non ha assolutamente alcun né interesse e ancora meno voglia, giustamente, di modificare. Qua mi lego in pratica a quanto ha detto Don Dottoni, che coloro che ci governano dovrebbero modificare la politica carceraria, eccetera, eccetera. Ma guardate, a mio parere, formalmente le leggi della Repubblica Italiana, a partire dalla sua Costituzione, formalmente sono le migliori al mondo. Se noi andiamo a vedere come è stato strutturato e come è stato scritto il regolamento carcerario, soprattutto dopo la riforma del 77, eccetera, è una delle migliori leggi, diciamo così, che esistono al mondo del trattamento dei prigionieri. Ma siamo sicuri che poi a questa bella legge, diciamo così, corrisponde effettivamente una pratica attiva? Ma ci rendiamo conto che appena 3 anni fa, in pratica, quando con la storia del Covid, eccetera, eccetera, nel solo carcere di Bergamo, ora non ricordo bene, del nord Italia, antiboccio a corpus, 17 prigionieri o 13 prigionieri senza sbaglio, semplicemente perché questi protestavano, perché gli hanno posto in pratica colloqui da tribunale. Donia di cosa? Mandami a casa dal momento che siamo in queste condizioni. A Parma, giusto, scusate, mi sono confuso. 10 anni fa a Sassari, e sono più o meno stava che si vuole, forse qualche anno in più, teneva sempre le Rumaghetto Salzani e serali, in pratica non mi va il fulinisano, se effettivo. 10-15 anni fa a Sassari il pescaggio maledetto che hanno fatto, che sono questioni in pratica non straordinarie dall'altra parte, perché dopo Sassari è venuto Lecce, se non sbaglio, il carcere di Lecce, succede un'altra macelleria sociale organizzata in pratica da chi dovrebbe fare rispettare la legge. Alla fine dei conti voglio dire che ciò che esiste tra la formalità della legge e poi l'applicazione pratica veste un mondo giganti,
perché non vi è assolutamente corrispondenza. E questa non corrispondenza ce la troviamo poi anche nei discorsi politici, perché questi in pratica continuano a garantirsi tutti i santi giorni fino all'immunità, che non è solo immunità parlamentare, guardate bene, è impunità. Poi ti vai rotto su di ogni che gusto di noi, perché e dobbiamo accettare tutto e abbiamo un sociale talmente addomesticato, d'accordo, che veramente accetta tutto. Ci stanno letteralmente deludando materialmente e mentalmente, senza che vi sia una reazione sociale in grado in pratica di affrontare questa sfrontatezza da parte di chi ci governa e da parte degli interessi che nascondono di natura economica che vi sono dentro, diciamo così. Allora, il discorso della criminologia narrativa e quindi il discorso del rapporto da tenere col mondo carcerario, il discorso da tenere anche con la stessa legge, alla fine per quanto mi riguarda si risolve semplicemente in una contraddizione che esiste già nel fatto dell'esistenza della legge. Chi è che fa le leggi? Su 50 milioni, su 56, 59, 60 milioni di cristiani, chi è che fa le leggi? Un governo composto da 600 persone, guardate bene, e questi governano in nome di 60 milioni. Alle ultime elezioni ha votato il 50% delle persone, il governo in pratica che è in carica ha avuto il 25% delle preferenze rispetto agli altri. Non è vero che questi stanno in pratica governando con il mandato della maggioranza degli italiani. Non è assolutamente vero, escono in broglio, a partire dall'imbroglio elettorale, perché tu in pratica hai la maggioranza dei rappresentanti di coloro che sono andati a votare, hai il 25% di coloro che sono andati a votare, quindi tu ti stai prendendo il potere di 60 milioni di cristiani o di chi ha diritto al voto, ora non ricordo se siano 45 milioni eccetera, ma ne hai il 25% di questi. Il 25% dei 50 milioni, cioè vuol dire in pratica a 10 milioni e via dicendo. E le leggi che vengono fatte per tenere in piedi questo sistema ingiusto, questo sistema che crea in pratica delinquenza e lesione della legge. Da questo giro in pratica non si riesce. Non è che lo sto dicendo io, sono i dati che lo dicono, per cui ciascuno può decidere tutto ciò che vuole. Ma che non si venga ancora a replicare che questo è democratico, che io non sono, per carità, io sono anarchico, per cui non sono assolutamente democratico, non credo che la maggioranza numerica abbia sempre ragione, semplicemente perché è maggioranza numerica, il numero è un calcolo matematico, non è una ragione né etica né filosofica che ti prendi la ragione, no, questo è chiaro. Per cui alla fine e chiudo anche perché ci sono già 10 minuti, di rinchiudermi in così pochi minuti. Alla fine dei conti, giustamente, c'è da ammirare le persone, soprattutto nei confronti del mondo carcerario, non del carcerario in generale, del mondo carcerario, perché i secondini per me, perdonarmi, non lo vedo. Manca costare sul prigioniero, quello è un guardiano di uomini, commette un grosso caso, che vive le case in pratica che va su casero di espro. Poi dicono in pratica che il sequestratore è una bestia perché tiene, guardate bene, perché tiene in pratica in prigione il sequestrato. Vabbè, innanzitutto quello non è garantito né da eserciti né da nessuno, è una cosa provvisoria. Allora, tu hai i soldi, hai accumulato i soldi in questo sistema, io cerco in pratica di prenderne e di fare i soldi, così facilmente come li hai fatti tu. Io ho diritto, lo stesso diritto o no? Poi qua possiamo essere o non essere d'accordo, però logicamente è lo stesso, la stessa modalità di ragione in pratica del sistema, la stessa modalità del sistema, solo che il sequestratore, diciamo così, che lo fa per avere dei soldi, diciamo così, non è garantito da alcuna legge, invece è legale sfruttare tranquillamente, trattare come bestie i tuoi dipendenti, sequestrarli per 8 ore al giorno, 10 ore al giorno, 12 ore al giorno per trarre il profitto su cui tu accumuli la ricchezza. Questo è legale.
Ora ditemi voi e ragionate in pratica su questa vicenda, se non sono due cose che si rassomigliano. Certo che si rassomigliano, solo che chi lo fa in pratica come capitalista, questo è garantito dalle sue leggi, dal suo sistema, l'altro non ha alcuna garanzia. No? Bene, termino dicendo con un accenno giustamente alla nuova disciplina, a chi si occupa dei carcerati, chi si occupa di alleviare le loro pene, di modificare per quanto è possibile ciò che è modificabile. Però io ormai è da mezzo secolo che mi occupo veramente di detenuti di prigione. È vero, in pratica, anche questo coro bonus, queste persone buone che sono strumentalizzate dal sistema, perché alla fine dei conti, quando hai carcerato, tu gli affianchi sociologo, psicologo e tutto ciò che vuoi e cerchi di valutare e di penetrare addirittura nel suo intimo, nella tua personalità, per cercare di pacificarlo con una società ingiusta. Io questo lo vedo una cosa assolutamente aberrante, perché tu stai sfruttando la persona che va in galera in sostegno per dargli un sostegno, per cercare di sostenerlo, per evitare anche che accadano delle brutture contro i carcerati, e questo lo capisco ed è da ammirare, però vedo anche che questo cavolo di sistema viene strumentalizzato puntualmente dal sociale, dai politici, per farne esattamente una ulteriore catena che legano il detenuto alla sua carcerazione, per fargli accettare tranquillamente una pena, qualunque essa sia. Poi da delitto a delitto, per carità, ce ne sono veramente aberranti. Ma se noi in pratica non partiamo dal fatto della società ingiusta, organizzata appositamente per essere ingiusta, noi non possiamo assolutamente dire che quel delitto è efferato, cagusta e macro, eccetera, eccetera. Quello è macro, e giustamente è uscito fuori segno per farti delle brutture nei confronti di alcune vittime, o almeno voglio dire di alcuni delitti, chiamiamoli così. Cavolo, quello è fuori segno totalmente, perché l'ha portato fuori segno esattamente quelle che sono le condizioni materiali del vissuto. Le condizioni materiali del vissuto, dove gli individui più deboli o strutturalmente meno resistenti di altri sono quelli passibili poi esattamente di fare questi primi laterali. Io ho chiuso e penso di passare giustamente il microfono a Giovanni Farina, che di galera in pratica ne capisce davvero. Buonasera, ringrazio la popolazione e anche tutta la città di Vinti per avermi ospitato. Ringrazio Cavalleri, perché io mi sono iscritto per 50 anni con lui, che per me è stato un appoggio grandissimo, devo dire che mi ha aiutato in momenti veramente difficili. Poi ora, nel presente, l'incontro che ho avuto con Matteo è stato un incontro, si può dire, tra cugini, tra uno e tutti. In parole povere, ci siamo prima conosciuti tramite Facebook, ci siamo telefonati, eccetera, ma mi ha proposto il suo lavoro, che doveva svolgere. Devo dire che quando l'ho conosciuto ho capito quello che lui aveva intenzione nei suoi studi di fare, e sono stato felice di fare una chiacchierata con lui. Non era la prima volta che
delle persone hanno fatto delle tesi Non si sente. diciamo diciamo sulla mia storia, no? Sì che però che devo dire, io ho passato aggiungo anche un'altra cosa, no? Che diciamo io a Vito non c'ero mai stato, però ne avevo sentito parlare da mio padre e lui diceva che i migliori amici che aveva erano i tesi. Sicché la mia storia, diciamo, un po' travagliata nella giustizia, o giustizia o ingiustizia, come vogliamo dire, è iniziata un po', non soltanto su di me, ma a raggio molto largo sui sardi, diciamo, di Gradini, Continente e via dicendo. No? C'era un periodo della tensione, ma non solo sui fatti che insomma dovevano attirare l'attenzione della società, di molte persone su un obiettivo che secondo loro destabilizzava certe regioni dell'Italia, no? E i sardi, ma io non è che lo dico perché ne sento qualche risentimento, perché di questa gente qui io non me ne ricordo. Ma hanno fatto tanto, diciamo, del male, accusando l'innocente, arrestando e via dicendo, però non mi assimilavo nella mente, con molta probabilità era un'autodifesa, no? Insomma, io la mia storia è iniziata proprio appena sono tornato a militare. Fino a quel giorno lì non sapevano che io nemmeno esistevo. Io ero un pastore che devo dire che vivevo del mio lavoro, era mandato dai miei genitori. A te figurati che io l'unica città che frequentavo, no? Era la città di Prato, che io quando sono andato a Firenze, sono andato a Firenze per fare la disabilità, poi da lì sono stato a Roma e diciamo che sono stati i primi passi che ho fatto fuori dalla mia casa, perché io ero a casa di lavoro e via dicendo. Insomma, io quando sono mancato dalla mia azienda, mio padre si è servito di aiuti da pastori, no? E in quel periodo lì i pastori che insomma venivano a cercare lavoro in continente erano sardi. E nel periodo che mio padre ha avuto, insomma che non ero in presente, ha avuto un pastore dei Alati Sardi. Io di questo ne parlo perché lì è iniziata, diciamo, la caccia al luogo. Questo ragazzo, no? Era già andato via da casa, no? Essendo in continente, venne imputato di un fatto che era successo in Sardegna un paio d'anni prima. E allora c'era, io vi faccio dei nomi, che portavo la militare, avete sentito parlare, Lombardini, un certo generale Delfino, un certo Vigna, e questi signori qua, io non l'ho conosciuto, io ho conosciuto solo Vigna, quegli altri per me sono persone, no, che mi hanno perseguitato senza conoscere. E questi qui l'avevano con questo ragazzo e dicevano dov'è? Che quando se n'è andato dalla Sardegna, dove è stato? Dice è stato a lavorare da Faria Sartori. E allora venivano lì a cercarlo, no?
guarda, qui è 2 anni che non c'è. Vieni la mattina e mi trovo il mio lavoro, vieni un mese, vieni 1 anno, vieni 2 anni, oh, allora tu stai rompendo le scale. Smettila di dire. E io, essendo, diciamo, giovane, un po' orgoglioso che ti colpivano sulla tua innocenza, mi ribellavo. E gli rispondevo come un modello. Insomma, si è attaccato un odio che una cosa incredibile. Insomma, arriva un bel giorno e è successo il primo arresto. Prima arresto e vado a processo, perché la tattica che facevano, io ti arresto e ti fermo. Non è che ti facevano le prove, ti imputavano di un reato, ti dicevano dove eri 1 anno fa. Sono stato anche al lavoro, faccio il pastore, ma che c'è i testimoni, come testimoni? Io vado al mio lavoro e devo andare scortato dei testimoni. Insomma, era un ingranaggio perverso che te non riuscivi a capire, no? E allora che succede? Succede che la prima volta vado a processo e mi danno 5 anni. In attesa d'appello, un bel giorno viene mia moglie e mi fa, ma lo sai, dice, io giorni fa era il compleanno di nostra figlia e dice, mi ci sono cascati gli occhi sulla mano. Dice, io so dove eri te quel giorno lì. Io me la guardo, no? Perché la questione è che quando sei accusato innocente non ti sai difendere, perché non sai dove diavolo sei, che cosa hai inventato, no? Allora me la guardo, faccio, porca miseria, c'è una bella memoria. Dice, no, mi ha raccontato il fatto, no? Come è successo, io ci sono andato a guardare i documenti, eccetera. Te praticamente eri a denunciare che c'era la nostra figlia lì comune. Allora ho detto, ma verifica questa situazione, avete detto, si vai a parlare all'avvocato, eccetera. No, dice, mi sono già accertato, dice, il 90%, dice, te così. Insomma, per farla breve mi fissano l'appello e l'avvocato pressa per fissare l'appello. Insomma, l'appello naturalmente hanno chiamato quella del comune e via dicendo. Io effettivamente risultavo che era il comune, non era 100 km a fare una rapina di mio imputato. Mi hanno assolto, però io mi ricordo la dinamica, no? Hanno chiamato quella del comune, no? Era una ragazza giovane, la pressione che gli hanno fatto, gli volevano far dire che non ero io, ma una cosa, ma voglio dire, no? Una giustizia che arriva, che vuole imporre, no? A una condanna a una persona che sa che è innocente, solo perché aveva sbagliato in primo grado, che mi aveva dato 5 anni e non voleva rimediare. Una cosa allucinante. Sì, insomma, mi hanno dovuto assolvere perché c'erano le prove che io c'era il certificato di nascita, lo stato di famiglia, no? Che parlava di quello lì. Insomma, esco fuori, naturalmente. Il fatto è che io in questo periodo che ero in carcere, io ero uno che non aveva mai avuto contatti con tante persone, cioè in carcere ho conosciuto tanta gente, no? Tanta gente che erano lì in carcere magari perché avevano fatto qualcosa e via dicendo, no? Esco fuori e torno, diciamo, meno male. Quei 10 mesi mio padre ha rimediato e insomma tutto, perché siete un paese che vivete molto della pastorizia, no? E quando in campagna non c'è il padrone e diciamo un'azienda va a rotoli, è inutile che vogliamo, insomma
c'era ancora mio padre che era in forze e insomma ho trovato quello che avevo lasciato ancora che potevo iniziare a ricostruire una vita, no? E naturalmente ho iniziato a ricostruire una vita. Non sono passati nemmeno 7 mesi, succedono dei fatti, fanno un blitz, no, non è che succedono dei fatti, erano già successi, insomma fanno un blitz all'arboraggio e insomma raccattano un sacco di gente di origine sarda e tra questi raccattano anche me. Perché io da quel giorno lì ero sempre uno che viveva di delinquenza, no? Che facevo, non mi viene, ogni tanto mi viene un po' d'amnesia, insomma per farla breve, ma poi la questione è che ti arrestavano, e torniamo a quel racconto, ti imputavano un sacco di reati e ti dicevano difenditi. Allora, ma poi tutto vengono dopo 7-8 giorni, no? Te naturalmente non sapevi perché ti avevano arrestato e stavi in ansia e sapevi che avevi il tuo bestiame abbandonato, eccetera, cioè, ti rodevi l'anima, no? Insomma, vengono dopo 5-6 giorni e mi presentano insomma un foglio e c'era 3 sequestri di persone, 3 omicidi perché questi non erano rientrati, poi io ho un sacco di reati di contorno, porto abusivo, armi, qui e là, sottosopra, e naturalmente guardo le date e gli faccio, mi senta dottore, ho detto, vada in matricola, no? Perché nello stesso carcere dove avevo fatto i 10 mesi, no? Dette s'accerti questa data, questa data, questa data, questa data, e dov'ero? Sì che va, ma si è alzato, sa come va in matricola e torna, sì, dice effettivamente, da qui a qui, dice eri in carcere, da qui a qui eri in carcere, da qui a qui eri in carcere, però dice ti tratteniamo per associazione di lingue, perché voi sardi dice siete abituati a associarvi, sapete tutto uno dell'altro, se voi uscite di galera dice devi dire che ha fatto questi. Ma come? Te mi stai presentando un'accusa senza sapendo che io non c'entravo niente. Insomma, per farla breve, mi hanno fatto fare 27 mesi in attesa di giudizio, perché ci si poteva in galera che vedessi bionda, vado a processo perché in questo periodo era andato addirittura 2 volte in scadenza termini. Io chiedevo la scadenza termini e mi rispondevano negativo, dice come scadenza termini? E lui c'ha un reato, dice associazione delle lingue, va a prendere 25 anni. Insomma, andiamo a processo e avevo fatto 27 mesi, no? Era andato a processo che avevo in attesa di giudizio fatto 26 mesi. Lì il giorno del processo mi hanno scarcerato perché era stato un mese, ero in scadenza termine. Mi scarcerano, quel fatto lì mi hanno anche condannato. Perché che cosa succede? Succede che dopo sono uscito, insomma, dietro un sacco di cose che non sto a raccontare perché sennò non finisce più. Dopo 6 o 7 mesi io sono venuto in Sardegna, l'ultima volta sono venuto in Sardegna e ho comprato 220 pecore, me lo ricordo come se fosse oggi, a Basanta, di un'azienda che le stava vendendo tutte, di cui ho comprato queste pecore e avevo preso un podere in affitto, praticamente quello che avevo prima era sparito, non c'era più niente e insomma mi prendo un podere in affitto e insomma ho riniziato di nuovo la vita che io sapevo fare, il mio lavoro, no? E mi ricordo che ero rientrato dalla Sardegna un mese. Perché poi io voglio dire una cosa, no?
dopo l'ultimo arresto ho avuto il tempo di fare, ho scritto 9 libri, tutti autobiografici, anche le composizioni, poesie che uno le legge sono emozioni del momento e via dicendo. Sicché ho ripercorso tutto il mio tragitto, diciamo, questi qui venivano ogni volta che avevo qualcosa di particolare, no, da festeggiare, arrivavano e ti arrestavano. Quando ho fatto l'anno di matrimonio, quando c'era vuol dire, l'anniversario di mia figlia, ma sembravano frati che studiavano a tavolino, proprio ti colpivano al cuore. Insomma, torno dalla Sardegna con le pecore e mi ricordo che una notte sono stato tutta la notte a coprire un erbaio, perché si arrivava vicino a settembre e minacciava pioggia, no? E sicché questo erbaio io lo volevo coperto per via del pascolo per le pecore, no? E era una casa di mio cugino, perché avevo preso una casa in affitto da poco tempo, no? E ancora non l'avevo pulita, messa in ordine, abitabile, no? Era la casa di mio cugino, perché eravamo confinanti. E torno la mattina e ero tutto improvverato, stavo fino alla mattina a coprire il paio. Ero sotto la doccia, mi stavo lavando, no? E mio cugino si era appena alzato e stava facendosi il caffè, eccetera, no? E io dalla doccia sento gli sportelli delle macchine, no? Ho fatto chiamare mio cugino, ho detto guarda, ho detto che c'è gente, ma dice no, come può essere gente? Dice i vicini erano dei proprietari di Roma, no? Venivano il fine settimana. No, dice, vengono no, ho detto vai, che ho sentito 4-5 sportelli, ho detto io, va alla porta, tutto circondato. Dice, ma da lei, dice, c'è un certo Farina Giovanni? Fa mio cugino, mio cugino. E dice, ce lo chiami. E mi fa mio cugino, guarda che ci sono i carabinieri. Io dal suono degli sportelli talmente abituato a persone che avevo capito che era lui. E gli ho detto sì, ora come dice bene che ti vogliono, ho detto come finisco, ho detto a me ci vengo. Vado là, ho detto che volete? Dice dobbiamo fare perquisizione. Ho detto va bene. Ho detto la mia casa è laggiù, ho detto questa è la casa del mio cugino e no, dice abbiamo il permesso anche per perquisire la casa del suo cugino. Sto raccontando questo fatto perché fecero lì, gli sono scappato. Insomma, va bene, ci fanno la perquisizione a casa del mio cugino, non c'era niente. Dice va bene, dice ci dovete accompagnare. Poi quando siamo usciti abbiamo visto che era tutta la zona, tutti i pascoli, eccetera, erano tutti sotto con le cible, no? Sotto sotto controllo, proprio tutto circondato. Io ho detto, ma che è scoppiata la guerra? Insomma, dice un gruppo prendono mio cugino, dice che ci faccia vedere i confini, gli stalloni dove le pecore, e lei dice c'ha compagni e dice a vedere i suoi confini. Ci dividiamo, no? Uno e con me sono venuti in quattro e sai quando una persona sente che ti vogliono fare del male? E io questi quattro mi riguardavo e avevano un atteggiamento che mi sembrava che, insomma, che mi voleva fare del male. Per quale io gli facevo, guarda il mio compito là, no, ci parla fisicamente, E
volevano farmi allontanare e io avevo la sensazione di voler sparare. E io gli facevo, ma mi devi scusare, i miei confini sono là e là. Se non è d'accordo, perché mi dicevano di andarci da solo, no? Gli dicevo, se non è d'accordo andiamo a vedere questi confini, no? Insomma, mi sono tra tira e mena, è passata tutta una mattinata. No, non c'era niente, perché quello che cercava avevano un'informazione sbagliata. Torniamo a casa e dice, lei dice, Farina ci deve accompagnare a Firenze. Fa, va bene. Io credo che era per un verbale, no? E va bene, devo accompagnare. Prendo le chiavi della macchina, stavo entrando in macchina. No, dice, deve venire con noi. Ah, ho detto, allora è un viaggio senza ritorno. Dice, ho detto, per quale motivo? Perché ancora non mi avevano presentato nessun foglio di accusa, no? Allora l'ispettore che dirigeva l'operazione mi dà un foglio e c'era dal sequestro di persona, all'omicidio, insomma c'era una marea di reati, no? Quando l'ho guardato, sempre stessi ho detto, porca miseria, non sono ancora soddisfatti. E già 2 volte mi hanno arrestato da innocente e stanno tornando sempre sugli stessi bagni. Ma questa è veramente guerra. Insomma, a farla breve, se devo venire a Firenze mi dà, no? Ero visto da campagna e dice a 4, no? Dice la compagna dice in camera a cambiarsi. Invece io come sono entrato in camera, c'era la finestra aperta, che cambiare? Mi sono saltato fuori, no? Mi ricordo che oramai si erano rilassati, no? Ce ne sarà stata una 50 sotto la finestra, ci sono passati in mezzo come un carro armato e sono andato dall'altra parte, no? Mi hanno rincorso giù per una valle e che poi al processo sono venuto a sapere che mi avevano sparato 700 colpi di mitra perché mi chiudevano la strada con le jeep, no? Perché era una valle grandissima, no? per arrivare al bosco e praticamente gli facevo sempre prima, arrivavano con le jeep e gli passavo, no? Però mi sparavano, ma a regola ero fuori tiro, che ne so, io, insomma mi hanno colpito. Quando sono arrivato al bosco mi hanno perso di vista e da lì, dopo 3 anni, mi hanno rivisto in Colombia, in Sud America. E praticamente, quando poi sono uscito latitante, no? E questo devo dire che è un passaggio molto penoso. Trovandomi ricercato e poi un'altra tattica, no? I pochi soldi che avevo in banca, che potevo disporre, no? Anche per comprarmi un biglietto per andare all'estero, ma venivano sequestrato fino all'ultimo centesimo. Sicché era o suonare il campanello del carcere o darti da fare. E a quel punto mi sono fatto convincere da gente conosciuta in carcere e mi sono dato da fare. Mi sono dato da fare e me ne sono andato in Venezuela. Me ne sono andato in Venezuela con un personaggio. Questo personaggio a me me l'avevano messo in cella il primo arresto. Era un personaggio che era stato imputato di esportazione di droga internazionale in Messico. Io non so come avevano fatto, se l'erano portato in Italia e in Messico prendeva l'ergastolo e in Italia l'avevano condannata a 10 anni. Gli avevano condannata in primo grado e era in attesa d'appello. Me lo mettono in cella, questo qui era uno che era molto. Poi ho capito praticamente il personaggio, no? Era uno che aveva fatto fare molti blitz all'estero,
Insomma, per farla breve, io avevo il recapito di questo, mi sono allegato con questo qua e ho fatto dei reati. Ho fatto dei reati e a dire la verità 2 su queste persone, in tempo di 3 mesi, sempre sotto la direzione di questi, perché le persone che io in un certo senso sono stato manipotato e sono stato anche condannato e ho fatto la carriera e non sapevo nemmeno che esistevano al mondo, ma questo era informato Piero. Insomma, per fartela breve andiamo, succede, mi fa, io tante volte no, c'è certe cose, no, a parlarle così uno non le capisce. Io ero uno che non era uscito mai da una montagna, un pastore, un capraio, e automaticamente faccio 2 su queste. Le operazioni bancarie in Svizzera e me ne vado in Venezuela. Ma come faccio? Che non so nemmeno Dove in Venezuela? sì, non avevo nemmeno studiato, avevo la quinta elementare. Non sapevo io nemmeno dove era il Venezuela. Insomma, me ne vado a un certo senso, però vedi l'indole della persona che non è diciamo, in certe organizzazioni antisociali, no? E non era abituato a fare certe cose, no? E io cercavo sempre la via di allontanarmi. Una volta che ero riuscito a fare 3 centesimi, allontanarmi il più lontano possibile da quelle persone che mi perseguitavano. Insomma, per farla breve, sono stato in Venezuela quando loro l'hanno deciso, perché sapevano dove ero. Ero un infiltrato, era un poliziotto. Il giorno che hanno deciso di fare il blitz, una causalità, l'istinto, no? Io li ho visti entrare e io eravamo soci avevamo una vendita di macchine. Sì che c'era un bel piazzale largo, no? Vendita di macchine, carrozzeria, meccanica, eccetera, no? E facevamo questo lavoro, no? E io mi vedo entrare nel piazzale, no? Una macchina americana di grossa cilindrata con 5 persone dentro e hanno fatto proprio un'entrata, no? Sa come quella gente che entra come dire per mettersi nei punti strategici, per bloccare, e il mio senso mi ha detto sono poliziotti e non stanno venendo per qualcosa di buono, no? C'era un'altra strada e un'altra porta e me ne sono andato. E sono tornato verso le 3 di notte a casa, no? Però, sai, sono andato a trovare persone che mi dovevano pagare delle tratte e via dicendo, no? Sono stato a lavorare, in parole povere, no? Quando sono tornato vedo le luci tutte accese. Però le luci tutte accese e avevo come vivevo da solo, avevo una ragazza che mi puleva la casa, mi faceva da mangiare, no? Sì che mi telefono, no? Faccio, ma scusa, ma hai lasciato la luce accesa? Io questo quindi lo sto raccontando perché voglio arrivare al fine, no? No, dice, me lo dice piangendo. Ho detto, ma bloccati, ma è chiaro. Dice, poi se mi hanno arrestato, dice, perché io a questo individuo lo presentavo come zio. E i figli, eccetera, li presentavo come cugini. Hanno arrestato tuo zio, dice, i tuoi cugini, così, colà. Dice, sono venuti, perché là c'era un gruppo di poliziotti che quando agivano li prendevano sempre morti. Sicché, dice, a quelli là li hanno arrestati. E invece da me sono venuti per farmi fuori. Dice, sono venuti e dice, ti volevano uccidere, dice, lì è rimasto questo. Ho detto io, ma insomma, a parlare breve, telefono a un avvocato che avevo le operazioni dell'officina e mi fa, dice, li hanno arrestati, hanno già firmato
l'estradizione, dice domani mattina dice sono per l'Italia. Dice ma ha detto che sei? Io ho detto sono così. Dice vai via subito, dice perché hanno già detto dove sei, dice stanno arrivando. E allora me ne sono andato in Colombia. Me ne sono andati in Colombia e dalla Colombia però io mica ancora avevo capito che ero in un ingranaggio di questa centaglia qua. Ancora ingenuo come perché quando te il sacro c'è una delizia, quando te parli col cuore non vedi con gli occhi, no? Perché non è che non davano i segnali, li davano, però io ero talmente, come dire, che li credevo amici, avevi fatto quello che avevi fatto, quando fai certe cose io come te e come me divento un amico, no? E invece, insomma, a farla breve, io i figli erano incensurati e li hanno rilasciati e io con uno di questi figli ero compare di battesimo. Sicché noi, un compagno di battesimo, è un fratello. Io mi fidavo, soltanto non avevo calcolato che erano toscani, ma lo sai. Insomma, per parlare ne avevo contatto con questo, no? Telefonicamente dalla Colombia, un giorno mi fa sai, dice, perché il padre era in carcere in Italia, dice, abbiamo liberato papà, dice. Ho fatto finta, dice mia madre, di essere all'ospedale, gli hanno dato un permesso, dice, corrompendo un giudice, eravamo pronti con il passaporto e ce lo siamo portati via, dice a Bogotà, dice vai a trovarlo, va bene, vado a trovarlo e mi presenta tre dell'Interpol come persone che avevano viaggiato insieme ed erano andando a lavorare a un pozzo di petrolio lì vicino a Bogotà che avevano scoperto da poco. Insomma, io tutte queste cose le vedevo, insomma, non pensavo, insomma, mi presenta Manganelli, insomma, tre dell'Interpol. Sono stato una settimana con loro, soltanto che in Colombia non c'era estradizione, sicché stavano studiando come portarmi via. Insomma, sto una settimana con lui e gli dico all'ultimo, no, devo tornare alla città dove stavo perché ero impegnato nel lavoro, no? E insomma, tra una settimana torno. La settimana che avevo l'appuntamento che sono tornato e quando arrivo all'aeroporto di Bogotà vedo l'aereo che non va subito al boccale, sai, dove appoggiano e scendono i passeggeri, no? Ma si mette isolato da una parte dell'aeroporto. No? La questione è che in quei paesi lì ogni tanto esce fuori qualche segnalazione, vuol dire, ma che fa sulla, no? C'è un trafficante di droga e allora fanno queste operazioni di controllo. Ma io ti dico la verità, ero tranquillo, ci metto tutti in fila, no? Stavamo andando a piedi e tutto da un tratto mi arriva un poliziotto, no? Mi mette un tesserino davanti, dice lei esca fuori dalla fila. Ancora non avevo capito un tubo, tutto tranquillo, esco fuori dalla fila, ho detto non c'ho niente, mi controlleranno. Invece come esco fuori dalla fila mi bloccano dalle spalle e uno di questi mi parla in italiano, e mi dice, mi fa il nome del passaporto che mi ero registrato con Rogai, con questo personaggio che era il mio socio, nell'albergo. Lì è scattata la prima scintilla, no? Quando ho sentito in quella maniera ho detto sanno chi sono. E mi portano dentro un camion, mi perquisiscono e mi trovano un passaporto colombiano. Sicché il passaporto colombiano non era falso, era stato rilasciato dalla procedura normale, no? Sicché facevano, ma abbiamo sbagliato personaggio, no? Questo qui è colombiano.
Che mi fa, dice, ma lei ha un altro passaporto? No, ho detto, il passaporto, parlando di spagnolo, e ho detto, no, l'unico passaporto mio c'era lì, ma l'unico documento, no? E fa, si allontano, però li vedevano, e parlavano in spagnolo, diceva, ma quello là dice che lui. Allora me lo portano davanti, e stava sudando, io questo individuo qua aveva un paio di occhiali, sai questi occhiali un po' azzurrati, la vista, non li avevo mai visto gli occhi, non se li levava mai. Insomma, qua stava sudando, si leva gli occhiali e si li asciuga, no? E gli ho visto gli occhi. Quando gli ho visto gli occhi ho capito che non era quella persona che io credevo, no? Ma bensì era un'altra persona, e che mi avevano portato a fare quello che loro volevano. Praticamente quello che mi ha proprio fulminato e mi ha bloccato il cuore era che loro dicevano che io ero un sequestratore e mi hanno portato a fare il sequestro. Insomma, da lì naturalmente lui dice no, non vi siete sbagliati, è lui. E mi portano nel commissariato, no, e mi mettono in isolamento. Mentre in isolamento sono stato 4 giorni senza bere, non facevano avvicinare nessuno, no? Perché avevano paura se si avvicinava a qualcuno che io mandassi qualche notizia fuori, perché bastava un avvocato e mi bloccavano, non mi facevano partire, perché prima cosa non c'era l'estradizione, poi non c'era l'espulsione, poi io avevo una compagna che aveva un figlio nato in Colombia, sì che automaticamente scattava la cittadinanza colombiana, perché il padre di questo... insomma, mi hanno tenuto in isolamento, e quando è arrivata la notizia da Roma, no? Dai pronti digitali, che ero Giovanni Farina e via dicendo, e mi hanno portato, in parole povere, mi hanno sequestrato, mi hanno portato in Venezuela con un aereo privato, e da lì mi hanno stradato e portato in Italia. Insomma, da lì è iniziata la lunga carcerazione di 20 anni. Dopo 20 anni sono uscito in semilibertà. Esco in semilibertà, però diciamo, l'atteggiamento di questi personaggi non era ancora cambiato. Io uscivo la mattina a lavorare e ti venivano dalla mattina alla sera a rompere le scatole, perché dovevi infiltrare a destra, infiltrare a sinistra, gli dovevi portare notizie qua, notizie là. Ma senti, io mi hanno fatto, diciamo, un affare di lavoro, e la prima cosa che mi hanno scritto, che io non devo delinquere. Perché te vuoi che io la delinqui? Per te? E non riuscivo a concepire questa cosa. Ma io voglio finire la mia galera, io voglio tornare libero. Insomma, oggi, domani l'altro, all'ultimo, mi hanno fatto una guardia. Una sera che stavo tornando in prigione, perché uscivo la mattina a lavorare, la sera, e insomma mi stringono con 2 macchine, naturalmente non sono stato a domandare chi era, mi sono saltato fuori, insomma mi sono infilato nel bosco, e da lì è uscita fuori la storia del sequestro su Fiantini e tutte queste cose qua, no? La questione è che loro lo sanno, mi hanno individuato proprio quando c'era il sequestro Fiantini in corso, mi hanno individuato in Venezuela, che io ero andato a cercare una figlia che avevo in Venezuela, e gli sono scappato per una coincidenza di secondi, però mi hanno imputato il sequestro Fiantini, mi hanno condannato,
e mi imputavano anche l'omicidio del poliziotto che quando avevano fatto l'agguato, e fortuna o coincidenza della vita delle persone, io me ne ero andato in Australia. Torniamo sempre allo stesso racconto, cercavo di allontanarmi sempre il più possibile da queste persone, no? Insomma, disgraziatamente vengo sempre individuato, ma non perché non ero attento, io ero molto attento, perché non mi volevo far trovare, mi infilavo sempre delle persone sbagliate, risultavano sbagliate, che io li credevo che erano degli amici. Insomma, e praticamente quando arrivavi a certi posti che te ti sentivi in salvo, ti stavano aspettando. E così mi hanno arrestato anche in Australia. Dall'Australia, voglio tornare un passo indietro. Quando io ho fatto la carriera, i primi 20 anni, io ho fatto tutta carcerazione all'articolo 90. E questa carcerazione qui l'avevano messa per emergenza terrorismo. E io non c'avevo niente a che vedere con i terroristi, no? Eppure io sono stato sempre. Eppure come il fatto strano che io facevo la carriera sempre da solo. Io ero come imputato con 2 toscani, tutti e 2 erano fuori. L'unico che era in carcere ero io. Sembrava, no, che quei fatti che ci imputavano l'avevo fatti io da solo, quelli là si erano presi solo i soldi. E io naturalmente ero quello che mi dovevo fare la galera, no, me la sono fatta. E allora mi hanno arrestato in Australia, mi hanno riportato in Italia. Mi hanno riportato in Italia, sempre messo in massima sicurezza, però voglio dire, la gente no, non sa cosa vuol dire massima sicurezza, non sa nemmeno cosa vuol dire 41 bis. Io voglio anche dire che il 41 bis a me me l'hanno applicato dopo le stragi di Capaci, che questa specie di detenzione, no? L'hanno inventata per i mafiosi, ma io non c'avevo a che vedere con i mafiosi, non c'avevo a che vedere niente, eppure io di quella carcerazione lì ne ho fatto 10 anni a 41 bis e altri 9 a S1. Insomma, sin quando non sono stato declassificato gli ultimi 4 anni della mia carcerazione. E in parla breve poi mi avevano imputato un omicidio. Io voglio tornare un passo indietro. Quando a me mi hanno riportato dall'Australia, mi avevano messo a 41 bis a Rebibbia e feci per fuoco per avere la macchina da scrivere. La macchina da scrivere perché li volevo fare, non mi fidavo più degli avvocati e mi facevo i ricorsi processuali me li facevo da me. Naturalmente poi si presentava l'avvocato perché una persona, anche se te ti fai il ricorso da te, non ti puoi rappresentare in tribunale, insomma. E allora in quel periodo me lo ricordo che c'era un certo Mangoni come ministro della giustizia e questo qua mi autorizza la macchina da scrivere. Mi ricordo che era un brigadiere viene davanti al cancello della cella, passa e fa dice la prima volta dice che mi succede un fatto del genere, dice ma no, ti hanno autorizzato la macchina da scrivere. Ho fatto io, se me l'hanno autorizzato, io ce l'avevo il magazzino, una macchina da scrivere di questi portatili, no? Ho detto se me l'hanno autorizzata me la dovete dare. Dice io non so come dartela, dice. Ma ho detto io,
se sono stato autorizzato e trovi il sistema di darmela, perché se no io gli faccio ricorso e lei me la deve dare, perché sono stato autorizzato. Insomma, a farla breve, non mi danno la mia, ma perché quel periodo lì avevano sostituito le macchine da scrivere degli uffici con i computer. E allora me ne viene un giorno, sa quelle macchine da scrivere così grandi, e aveva 2 staffe di ferro, ma grosse, in una maniera impressionante, fatte così. C'era una spalla di ferro che prendeva tutta la macchina da scrivere con 2 lucchetti grossi così. Ho fatto io, ma e quando finisco il rullino, ho detto come faccio a cambiare? Non si preoccupa, dice, chiamo in me che glielo cambio io. Insomma, per farla breve, da lì, perché hanno visto che questa macchina da scrivere gli rompeva le scatole, perché me l'avevano autorizzata dalle 8 la mattina fino dalle 9 la mattina fino alle 8 di sera, no? Allora mi trasferiscono a Sculpiceno. E da lì è iniziata, insomma, sono stato processato per questo omicidio e per 10 anni mi chiedevano l'ergastolo. L'ergastolo che poi, questo lo devo dire perché sennò si capisce l'ingranaggio, la Corte d'Assisi è composta di 3 corti, prima, seconda e terza corte. Sicché per farmi il processo sull'omicidio hanno dovuto costruire una quarta corte, perché le 3 corti erano state impiegate nei miei precedenti processi, sempre di uno stesso processo, perché a me me l'hanno selezionato i processi: sequestro un soldatino a parte, sequestro la moglie a parte, le lesioni a parte, e poi mi processavano per omicidio. Insomma, per quegli altri mi avevano dato 45, 44 anni, per quest'altro mi chiedevano l'ergastolo. Allora hanno dovuto formare questa quarta corte d'assise e hanno preso i giudici da civile. Quando hanno preso i giudici da civile non erano più collegati con quelle altre 3 corti, perché quelle altre 3 corti erano collegati a eliminarti dalla faccia della terra. Invece queste qui erano dei giudici a parte. Insomma, a dirla in parole brevi, la prima cosa che hanno fatto, mi hanno accettato tutti i testimoni, cosa che non hanno fatto nell'altra corte dove mi hanno condannato. E quando hanno cominciato a interrogare i testimoni, no? Perché tante volte le verità non si dimenticano, ma le bugie tante volte si dimenticano. Ogni testimone che chiamavano a deporre faceva una versione differente da quella che aveva detto, no? Siccome i giudici su tante cose si nervosivano pure, facevano, ma te hai detto così, perché ora stai dicendo così? Ma sai, ma qui, ma là, sai. Poi che cosa dicevano? Di quel fatto, dice, mi sono interessato, sì. Perché invece erano passati già, figura, mi hanno processato per 10 anni, dice, perché, che cosa fai ora? Ora sono al ministero, a destra sono al ministero. Porca miseria, dice, ma ho fatto una carriera folgorante. Io, dice, sono 40 anni che faccio il giudice, dice, sono sempre il giudice normale. Sì, insomma, per farla breve, poi è venuto a testimoniare uno che era il capo dell'Interpol, che l'operazione che avevano fatto questi qui, lui era il responsabile del sequestro operativo, era lui che doveva fare le indagini, no? Invece ne avevano, se ne erano appropriati quel gruppo speciale, i NOCS, che dovevano fare l'operazione loro, e quello là non apparteneva ai NOCS, sì, che dice l'hanno escluso, no? Però seguiva tramite monitor e tutta la procedura dell'operazione. E quando è arrivata la notizia, dice, abbiamo perso, questo polizia si chiama Donatoni, dice, abbiamo perso Donatoni, voleva dire morto. Dice, abbiamo perso Donatoni, sicché questo qui si è dovuto recare sul posto per fare il sopralluogo. Dice, ma questo testimoniava
quando alla quarta corte, è la testimonianza sua, dice quando sono arrivato là, dove c'era il cadavere non c'era un goccio di sangue. Dice, sicché mi è venuto spontaneo di seguire la scia, no? Seguo la scia, dice, è stato ucciso 200 metri tutto da un'altra parte. E poi il presidente, no? Dice, porca miseria, hai visto così tante cose, dice, non hai fatto una foto. Come non ho fatto una foto? Ho fatto più di 100 foto. Insomma, negli altri processi non avevano usato le foto del sopralluogo di questo e nemmeno le registrazioni di tutta l'operazione. Che fai il presidente? Chiamavano scene, dove sono queste? Dico, ma io non c'è niente. Come non c'è niente? Vedete per forza. Insomma, rinviare il processo di un anno. Rinviare il processo di un anno perché andavano anni, non è che andavano a mesi. Rinviare il processo di un anno e chi sapeva tutte queste prove? I RIS di Parma. Se li tenevano per ricordo. Non li volevano dare a nessuno. Insomma, per farla breve, tutte queste, diciamo, prove e via dicendo, poi sono venuti a sapere che i periti degli altri processi dicevano che hanno ucciso un conflitto frontale. Invece i periti poi, quelli giusti, sono venuti a sapere che l'aveva ucciso la persona che gli era a 10 centimetri dietro, no? Al quale quel colpo di sparo lì, tra loro, no? Tra le forze dell'ordine, la chiamano il colpo del killer, non si sa, perché è entrata qua, no? Ed ha attraversato tutto il corpo. Insomma, da lì hanno imputato. Insomma, il vero colpevole mica è uscito fuori. Hanno imputato quello che aveva a destra, questo ispettore, e quello che aveva a sinistra, che aveva una mitraglietta e quell'altro aveva un fucile a pompa. Però lui è stato ucciso con una pistola tale no. Sicché non hanno con molta probabilità non era qualcuno che faceva parte dei NOCS e con molta probabilità avevano qualche regolamento da spiegarsi, no? Perché le perizie, no? Il Presidente è stato molto voglio dire, voleva sapere la verità, no? Diceva, ma a quello della balistica delle armi, no? Non è che dice può partire un colpo disgraziatamente con questa pistola che non è affidabile. E quello lì l'ha spiegato insomma nei minimi particolari. Dice è una pistola che poi l'hanno adottata anche gli americani, la calibro 9, in sostituzione della loro famosa 45 Magnum. Dice è una pistola super sicura. Se te non metti il proiettile in canna e tiri il grilletto, dice non spara. È inutile che ci vogliono cantare, però insomma è omicidio colposo e una volta che non hanno avuto l'obiettivo Farina Giovanni, nessuno ha pagato l'omicidio Tornadoni, però a me mi hanno fatto scontare 30 anni di carriera. Che vi devo dire? No, non faccio vittimismo, perché io ho fatto la galera e vado a quel paese, perché io oggi sono qui, vi sto guardando tutti negli occhi e ho un grande orgoglio che mi fa piacere e via dicendo, e la maggior parte di questi individui che mi hanno presentato sono tutti sottoterra, non gliel'ha perdonata nemmeno Dio, sicché godiamoci la vecchiaia e diciamo viva la vita. Vi ringrazio per aver avuto la pazienza, una grande pazienza per quello che mi ricorda, no?
che le prigioni in Italia sono le peggiori del mondo. Disgraziatamente sono stati in Sud America e in Australia e quello che dicono il terzo mondo, no? della Sud America eccetera, il terzo mondo siamo noi qua, che purtroppo i carcerati non hanno diritto a niente, non tutti hanno la forza, diciamo, di reagire, di fare e di imparare il codice e di mettersi a farsi diciamo i corsi e via dicendo eccetera, no? Perché quando entri in quel circuito lì sei costretto, no? Prima cosa ti allontanano gli effetti, no? Perché se quando hai diciamo, le persone che ti vogliono bene vicino sei sempre forte, poi quando vuoi dire resti da solo o che muoiono con qui con là, perché allora diventi una merce proprio alle loro che devo dire, ai loro bisogni, no? Perché tanti numeri dei carcerati sono proprio perché devono giustificare le loro magagne. Perché io ultimamente ho fatto la carcerazione in un carcere a carcerazione attenuata, no? E purtroppo lì il 99% sono tutti dei disperati, gente tossicodipendente, che quando uno Stato diciamo che è coscienzioso e anche che ci tiene al suo popolo, non li tiene in galera, ma gli trova delle diciamo strutture, no? Dove può queste persone salvargli la vita, no? Invece oggigiorno è una carneficina. L'anno scorso ce ne stati più di 200 che sono suicidati, anche giorni fa, un paio di giorni fa a Sudicia sono morti 3 in una settimana, sicché voglio dire non ne danno nemmeno più notizia, e i nostri governanti praticamente fanno la politica che ci vogliono rafforzare lo stato di polizia, ma vogliono finanziare anche le armi per le guerre, ma pensassero più all'istruzione diciamo, e aiutare il popolo che ne ha molto bisogno. Vi ringrazio. Chi vuole adesso fare qualche considerazione, domanda, è benvenuto, diciamo. E poi c'è lì il banchetto dei libri che chi vuole acquistare può appunto comprare. Ogni volta che mi capita di parlare non c'è mai uno che mi fa la domanda. Perché altrimenti l'iniziativa dura troppo. Giorni fa sono stato a una presentazione dagli studenti dell'Accademia Teatrale di Firenze, che praticamente hanno recitato uno dei miei libri, hanno fatto una trama teatrale e c'era più di ci sarà stato più di 200 tutti i giorni. E non so come mai si paralizzano. Si paralizzano, non riescono a farti una domanda, perché il fatto carcerario è veramente tragico. La domanda è Sì. dopo tutto quello che ha passato. Però vai a cuidare questa domanda.
quello che ha passato, Sì. che ha dovuto subire, Sì. come vede il suo futuro? Ma lo sai che tante persone mi domandano come hai fatto a superare 43 anni di questa, diciamo, odissea? E io gli rispondo, ma lo sai che non me ne sono accorto? Ma sembrava Una forza. no, la questione è che io sono entrato proprio mentalmente, no, in un ingranaggio che è istinto di sopravvivenza, no? E pensavo a vivere la giornata. E poi un altro taglio che mi era entrato nel cervello, che loro a me mi volevano annullare mentalmente, no? Che invece io ho preso una linea di comunicazione con l'esterno, con la poesia, con la scrittura, eccetera, che passava a tutti noi. Cosa che loro avevano una rabbia incredibile, al quale quando mi vedevano tranquillo, no? Perché io scrivevo, voglio dire, non pensavo a quello che avevo intorno, eccetera, no? Mi venivano lì e mi dicevano, ma non lo sai, dici che devi morire in carcere? E invece io me li guardavo, ma nemmeno rispondevo. E io facevo tra di me, ti stai sbagliando, io da qua esco. E sono uscito, e devo dire che sono uscito con la forza di volontà, e anche perché io domandavo a quegli avvocati, no? Non sai che mi dicevano che c'era niente da fare, una cosa allucinante. Grazie. Scusate. No, poi lo devi guardare. Tu hai raccontato tutta la tua storia, vabbè. Come mai questi libri di poesie per le donne? Voglio capire effettivamente il motivo, perché parla molto spesso delle donne, hai fatto delle poesie bellissime sulle donne. C'è un motivo particolare che ti spinge a fare questo? A parte il fatto che uno dei libri è scritto proprio di poesia all'ultima compagna che ho avuto, insomma, quando ero libero, e al quale in realtà è molto giovanissimo. E allora lo stavo scrivendo da molto tempo, e sin quando non ho avuto la possibilità, sono uscito e l'ho pubblicato. Poi quello dell'affettività, diciamo, anche verso tutti, verso mio padre, mia madre, diciamo, anche le compagne che avevo avuto nella vita, no? Perché io dico una cosa, no? Io sono divorziato, mi sono sposato con una che ho nanismo, e ho vissuto un matrimonio, diciamo, felice un anno, perché poi sono entrato nell'ingranaggio perverso della giustizia e non ho avuto più pace. E allora un giorno che venuto al colloquio ho detto, senti, lei era giovanissima, ti ho detto, senti, non ci tornerà più, dividiamoci e fate la tua vita. E allora naturalmente ci siamo separati, anche perché io non andavo più al colloquio, lei ha continuato a venire più un periodo, poi naturalmente si è stancata, si è convinta che non c'era niente da fare, perché ogni volta che lei veniva a fare un colloquio, no? Mi entrava un'ansia che, insomma, si sa, no? C'hai fuori i familiari, insomma, le persone che vuoi bene, e quando vengono a trovarti a probabilità di conforto invece ti entra di nuovo l'ansia che ti sei lontano. Insomma, farla breve, io gli ho detto, senti, fate la tua vita e non ci... insomma, poi ha chiesto, figurati che ha chiesto il divorzio,
non gliel'ho nemmeno firmato, ha chiesto il divorzio al sindaco dopo anni, come il sindaco gliel'ha dato come abbandono del tetto coniugale e io ero in carcere, sa quelle storie proprio. Poi la questione è che loro, sia mia figlia sia lei, se ne sono andati in America, non sono più tornati. Il fatto delle poesie eccetera, no? Naturalmente ho avuto anche tanti amori epistolari, no? che mi sono scritto con professoresse e donne per 20 anni, che poi è successo, no? Che quando sono uscito ci siamo incontrati e quello che comunicavi con le lettere non era la realtà di quando ci siamo incontrati, mi hai capito? E praticamente è stata l'amicizia. Insomma, diciamo che di percorsi di vita delle persone che devo dire che vivono, no? E io voglio dire un'altra cosa, io un periodo avevo la mania di fare gli scioperi della fame, ma mi facevo aggressivi, 10 giorni, addirittura senza bere. E un giorno mi sono trovato che per terra ero, in parole povere, ero svenuto, no? Il fatto è che ti facevi gli scioperi della fame, non gliene fregava niente, nulla, né ti chiamavano il dottore, dove ero io a massima sicurezza. Allora un giorno mi trovo per terra e l'ho fatto io, porca miseria. Lì ho visto passare la mia vita, no? Ho detto io, da oggi, gli ho detto io ce la lottiamo. Se vi devo rovinare la salute, senza, voglio dire, per farvi felici, perché poi ne godevano. Non vedevano l'ora che tu crepassi. Da qui in avanti gli ho detto io, allora da quel giorno lì, insomma, quando ero ad Ascolpiceno, no? A me non mi davano più di una penna al giorno, non una penna al giorno, come la finivo, la dovevo consegnare e me ne davano un'altra, per semplice motivo, perché cosa facevano? Mi facevano depressione anche sulla penna, perché avevano visto che io scrivevo, no? Scrivevo, facevo ricorsi, ministero, a tutte le parti, e su tante cose mi tiravano le orecchie e diceva, poi mandavano qualche commissione e dicevano, quello che dice questo individuo è vero. Insomma, gli scoprivi le magagne delle situazioni, no? E allora che facevano? Quando gli consegnavo la penna mi tenevano anche 4-5 giorni senza darmi l'altra, no? Come dire, vediamo se lo facciamo scoppiare, no? E io quando non mi davano la penna leggevo. E allora leggevo, come avevo la penna scrivevo. Insomma, avevo preso una via che in un certo senso, no, io mi ricordo che c'era una guardia che mi spogliava e mi palpeggiava, no? Mi palpeggiava e mi faceva fare le flessioni, no? Faceva fare le flessioni e si metteva sbagliato sotto, no? E gli facevo io, e mi dispiace, porca miseria, che non ci riesco a farti lo stronzo, no? Perché avevo detto io, ma che sia mai possibile che ti umili a questa maniera? Te ti credi di umiliare me, ma ti sta umiliando te, non te ne accorgi che sei un verme. Mi facevo. Poi ce n'era un altro, e questo qui era un corregionale, percussiva, e mi faceva, sei simpatico, ma già ti dopo io. E mi facevo io, sì, perché stai domando il somaro, mi facevo. E non gli piaceva, mi facevo. Perché io dico la verità, no? C'erano, quando era a Livorno, c'era una squadretta che era composta di corregionali, di napoletani e calabresi, eccetera, no? Era sempre in prima linea a malmenare, no?
E io quando mi capitava qualche corregionale glielo dicevo, ma non te ne frega per conto, ma digli che viene il ministro della giustizia a picchiare la gente, ma fatti il tuo lavoro, no? Vi conto, hai scelto di fare la guardia carceraria, ma almeno non essere violento con le persone. Però purtroppo insomma io voglio dire un'altra cosa, noi un po' la Sardegna su tante cose è stata molto tartassata su questi fattori. Io mi ricordo perché te a me mi arresti, mi fai fare un sacco di carriera da innocente e non sei sequestratore. Un altro che lo prende in villeggiatura, lo porta in montagna e gli fa dovresti essere sequestratore, no? Dovresti pagare anche te come sequestratore, però lasciamo perdere lo scherzo, no? Il mercificare la persona. Hanno iniziato a mercificare la persona loro. Io mi ricordo da ragazzo, una volta sono venuto al mio paese a Orune e c'erano i manifesti 5 milioni di taglia per tizio, 5 milioni di taglia per Carla. Te stavi mercificando la vita di una persona e stavi dicendo alla persona di ucciderlo. Te stavi istigando a uccidere un tuo simile per il semplice motivo perché o per uno sbaglio o per una fatalità eccetera te gli attribuivi delle cose che poi con molta probabilità era un povero disgraziato innocente. E dico la verità, mi è stato impresso a me questo fattore che un governo si abbassa a mettere la taglia su un essere umano, no? Su un suo simile. E in Sardegna l'hanno fatto. Allora, Costantino è una società ingiusta che causa una situazione di questo tipo, insomma, e ha spiegato finalmente dal suo punto di vista suo anarchico, che Costantino non conosciuto da più di 30 anni, forse mi ha detto così, insomma, quindi ischivolo. Ma in ambito di una società ingiusta, io ti domando Giovanni, se tu non sei stato usato, Sì. sei entrato in questo meccanismo che sei entrato a speculare, Sì. poi ti sto domandando questo, in questo cliché non bisogna lotta soltanto, ma dai nota, cioè Pacaldia e Farcate hanno ascoltato una trasmissione che si è narrata per diretta e questo cliché esiste già. Cioè noi siamo ben interpretati tramite l'Ambrosio e così via, cioè siamo persone che arrivano a questa società già che in un immaginario collettivo particolare. Questo immaginario collettivo particolare ha influito su questa avventura tua, ammirevole, sul comportamento tuo, come ti riesci a raccontare, come ti riesci a superare, insomma, non siamo reso sconto a ascoltarne questo conto tuo, proprio passionale, chi sa passione di chi era vivito, ma di chi è pur l'altra digerito, insomma, l'ha superato e sei in grado di lo contare. Da domani scusa, se tu in questa campagna non sei stato usato, a te dai anche il capo. Il capo, chi ha tagliato? Chi lo è sospetti usare? Sì, no. Tutto canto. Assolutamente no. Perché iscio sono una riana, come li va chissà? Iscio una riana, ma di carionare un paragone, non un paragone, non un fatto successo.
quando io veniva a fare appostazione notturna, no? Che io sono convinto che io appoggiai a questo maniera. Tanto venivano a fare appostazione notturna, e un mazzano, io andavo a Murghere e tanto sono entrato sul latte, a Pocazzare sul latte, no? in dopo, aspettando chi si cazzaia sul latte e poi su cazzo. E mi vio due persone a Saiana, no? A Saiana mi vedi a fare. La questione è che io vivo in una montagna che se tu hai bisogno di una acqua, ti dovevi firmare o a dopo di un altro pastore che staria da 1 chilometro di distanza, no? Sicché passaria da continuo, gente di questo scannaia zirara, che carità eccetera, no? E quando si un po' ha finito la fullesata, si firmavano i terminaria, non ti dovevo fare, ma è sostanza nostra, no? Sicché è tanta via, poi diventava amico, e lo si invitava a mangiare, poi sa abitudine nostra, no? Insomma, io questo due individuo che mi impedivano di fare, no? E la panna di entrare. Non siamo abituati ad andare che si passa e si passa gli altri, sono toscano dell'acqua, allora quella chia, come non viene a plus, si scappare, si chiama anche plus. E tanto a panna di entra e di dopo fare, no? Io, come ti dico di rispettare le sacrazzate sul latte, ho preparato per mi muzzare, no? E vedi pane, casso e pancetta e samessa. E potrei andare a sistemare, no? Lo sapevo io, so che andare. Insomma, per vedere, sto anche colazione, si chiede anche colazione di amico, si sono sentito, e abbiamo manicato un bar, sì, e poi sì che sono andato, lo sapevo con noto, scrivini sbirro, dopo per la situazione, cioè, cosa dire, non le schia, no, E tanto è successo, quando mi hanno arrestato questa prima via, che hanno ottenuto il sesso comune, eccetera, quando sul presidente l'hanno a questo maresciallo, no? Uno vinto un maresciallo, appena arrivato a Prato, si era tabbadiato anche, ma lei anche come fa le indagini anche, come fa a arrestare la gente? E questo è il rischio di tornato come giustificazione. Anche, ma lo sai, anche Farina è abituato che quando passa la gente dal suo vide gli dà da mangiare. Michelangelo si dà, no? Una accoglienza di altruismo, me l'ha data in negativo. Come Teseo, anche può applicare a suo bandito, e tutto questo, no? Che non rispetta il documento. E che io in realtà mi capivo una specie di bile, no? Ma va fatto, ma se spiegare dopo me con una casetta, mi sono inteso un pagamento, no? Ma poi ha parlato a praticare e sono delinquenti. Insomma, a chi ha dato questo sparagono, ha compreso, capito santo, che non accettava che tu hai visto una persona ospitale, e sa cultura nostra, e chi non la cambia? Io, caro, non tanto mi domandano, no? Mi domandano, ma se tu hai visto stato e oggi, per me non hai scambiato tutto. Posso? Prego, scusa. Aggiungo solo una precisazione. Nell'introduzione che ho fatto
l'autobiografia di Giovanni, naturalmente mi parlerà tranquillamente di tutte queste cose. E vi è tra l'altro anche una inchiesta fatta sui sequestri di persona, non solo in Sardegna, ma in tutta Italia. Là ho riportato i dati in pratica di questa commissione sui sequestri di persona, dove vi è una percentuale, almeno alla data in pratica in cui è iniziata, quindi siamo fino agli anni 80 massimo, in cui è iniziata in pratica questa inchiesta. Allora, nel nord Italia e nel centro Italia è una percentuale minore, d'accordo, dei sequestri finiti in pratica con dei processi dove ci sono state delle condanne, che non è detto neanche poi se corrispondono alla verità, perché la giustizia non vi crede. No. Comunque, la percentuale in pratica dei sequestri addebitati ai sardi, d'accordo, non corrisponde assolutamente ai dati che hanno loro, che hanno fatto loro. Su 27% sono sequestri in Toscana, su toscanos della media borghesia, e migranti in pratica dannau, impresa dei barbus e del Samama e dei Slovos, sistematicamente a tutti i toscani. Questo è successo. Ho due fratelli in pratica che stanno residenti là in Toscana, e non solo ai pastori, a tutti i sardi, sistematicamente, per qualsiasi cosa accadesse dalla seconda metà degli anni 60 in poi, a Tortusardo venivano da torturavano letteralmente. Cada dia perquisizione su bestiame in pratica si cauno, movio di una malena sacra, di un lauso, iscuillisi e i dominanti in pratica che causa pari quasi quotidianamente, solo per i sardi. Non vi è stata una famiglia di uno di questi sequestratori, figli della media borghesia, che abbia ma su te che posento che su gli arrivato pratica un usato, questo di trao, o non questo di trao, nei sequestri di persona. Non avevo ascoltato, ma questo di una vigna, di una vigna, di una Lombardia, eccetera, perché alla fine poi c'era una concordanza perfetta tra questi torturatori. E questo tutti morti, ma come tu si è fatto saltare il Roberto, perché non li avesse lì a fare esame in Sardegna e altrove. E vigna, ma come che è morto a Finicone, perché no, questo campa da 300 anni che si è vita da noi. Sono avvelenato da queste vicende anche perché siamo arrivati ad un punto che, diciamo, alla nostra realtà, dove queste cose, con il menefreghismo che c'è, non le segue neanche più nessuno, come te chi sia, danno a zero, non mi interessa nulla, marica, a noi cosa dai capitani, e invece può dare che a tanti di noi arrivano, solo che ci troviamo in pratica assolutamente impreparati, d'accordo, ad affrontare queste cose. Per noi disperazione ancora umana, ma molto superiori in pratica agli anni, tra gli anni 60 e gli anni 90, dove quasi ti sei fatto un qualcosa che ti aiuti a superare queste difficoltà, ma soprattutto i pastori che tutti emigrano in pratica Lazio, Toscana, Umbria, un luogo di un'altra regione che bravo, le Marche, cavolo, questi hanno subito l'inferno, per ogni perquisizione che hanno avuto su bestiamini in pratica maltrattati, su bestiamini in pratica violatorati, migraia, eccetera, eccetera, fino a ridomarlo, lo facevi a te qua, a ridomarlo quasi quasi, che ha voluto tornare a entrare, un vieto. E comunque vi sono le percentuali in pratica, che ora non me le ricordo, ma nella introduzione ci sono anche queste. Volevo dire un'altra cosa. Scusa, praticamente ora quell'emergenza lì è finita, no? In Sardegna, diciamo in Italia, via dicendo, no? L'ingranaggio che oggi si è sempre contro i pastori e gli agricoltori, un altro ingranaggio perverso che oggi si è sviluppato è che i tartassano dalla mattina alla sera con le tasse e le perquisizioni
con le leggi europee, no? A me, a un mio parente, giorni fa, gli hanno fatto una multa di 20.000 euro. Tenti di immaginare uno che si alza la mattina alle 3, ma poi le cose, diciamo le utopie delle situazioni, no? Perché era in mezzo, avevano pulito la stalla, era restata appena di paglia e l'hanno bruciata nel piazzale. 20.000 euro di multa. Poi ti fanno le perquisizioni, non ti puoi fare il formaggio che un pastore deve andare a comprarsi il formaggio alla Coop, una cosa allucinante. Ti fanno le perquisizioni, ti trovano una forma di formaggio, 20.000 euro di multa, 25 e via dicendo. Una persecuzione, ma poi ce l'hanno cosati. Ora non li cercano per altre cose, li tartassano su queste cose qua. Non basta che sono tartassati dalle multe, dalle tasse delle banche, perché oggigiorno l'agricoltura va avanti a forza di prestiti bancari, eccetera. Prima io mi ricordo, no? L'ho fatto il pastore, con 200 pecore cappavo tranquillamente. Oggi ne hanno 2000, porca miseria, e corrono dalla mattina alla sera, non accudiscono a pagare tra trattori, tra pastori, tra l'altro tutto sopra. Voglio dire, molti stanno smettendo di fare i pastori, ma molta gente che è immigrata dalla Sardegna, no? Proprio nel continente, ci sarà, che devo dire, una percentuale massima che hanno smesso di fare i pastori. Perché ci sono ma poi delle leggi fatte da gente che vive negli uffici, no? Che non sanno nemmeno cosa vuol dire fare il pastore, non sanno che vuol dire fare il pastore, l'agricoltore. Insomma è diventato, io mi sono accorto che è diventato, voglio dire, fare il pastore è diventato molto più difficile di prima. Scusa Giova, ultima notizia, mezzogiorno, secondo me l'avete sentita, hanno fatto una rapina a un furgone della vigilanza, hanno portato via soldi, uno ha sentito addirittura Aio, questo che faceva, il comico Coco, che faceva quando era ancora nelle trasmissioni tipo le Iene, ha sentito questo e ha detto, quindi i rapinatori sicuramente sono salvi perché hanno detto Aio. Questo ci deve veramente indignare, speriamo che tutti quanti, sia dalla polizia, dai prefetti, di tutta la Sardegna, anche la nostra governatrice, che si ribelli a queste cose, perché non è possibile, solo perché uno ha detto Aio, devono essere per forza salvi i rapinatori che hanno fatto questa rapina. È vergognoso, è una cosa veramente inaccettabile. Buonasera, mi chiamo Pepe Calvisi e sono rimasto abbagliato dalla figura di Giovanni Farina, che gli invidio la vitalità, la voglia di far capire che la sua persona non è attaccabile, non è ricattabile e soprattutto non si è mai spezzato. Questo è molto importante. Il cercare la dignità, la ricerca della dignità personale è sicuramente
la qualità che ti riconosco di più, perché la galera trasforma le persone e io però non voglio dedicare questo mio breve intervento a magnificare quest'uomo che, grazie a Dio, prima ho voluto capire quanti anni avesse e c'ha solo un anno più di me, ma è piccino inutile perché lo vedo forte, cioè a parte lo spirito anche il fisico si è conservato bene. Questa non so se è DNA, se è fortuna, se è merito dei genitori o delle donne che ha incontrato durante la sua vita. Io mi occupo di detenuti, diciamo ormai ex detenuti, perché non vado il mio nome a visitare e a trovare. Dottor Toni ha fatto l'introduzione parlando della disponibilità che ha dato come parrocchia a ospitare, ci ha messo a disposizione la casa parrocchiale di Golofai. Originariamente abbiamo parlato avevamo idea di utilizzarla per favorire i parenti dei detenuti che arrivavano da fuori, anche dall'estero. È arrivata anche una signora dalla Russia, è rimasta 3-4 giorni qui da noi a Vinti. Però la mia preoccupazione oggi è il dopo la galera. Lo vedo pimpante, l'occhio visto, poi la capacità di scrivere, quando una persona riesce a mettere per iscritto le sue emozioni, le sue idee e le supporta. Ho letto qualcosina mentre c'era un momento di solare. Io dico dopo. In questo momento abbiamo a Vinti 4 ex detenuti che sono alla parrocchia. Logicamente, per non bloccare completamente l'attività della parrocchia, quando serve la casa escono fuori o bed and breakfast, e questi giorni si stanno accampando letteralmente nelle convessie del Sumeracolo. Riusciranno a sopravvivere, anche perché i bed and breakfast, pur non essendo molto costosi, sono comunque onerosi per quanto riguarda l'aspetto economico, riusciranno ad andare avanti. Ecco, con questa un ex detenuto, scusate, avrebbe voluto fare un intervento e aveva anche scritto un pochino qualcosa da dire. Io, a nome suo, voglio ringraziarvi, a nome di queste persone, che adesso ce ne sono 4, ma da maggio-giugno dell'anno scorso sono passate una decina di persone. Escono, non sanno dove sbattere la testa, soprattutto chi non è sardo, chi non è italiano, gli stranieri, e questi si trovano spaesati, non capiscono il sistema della identificazione, nonostante abbiano subito tanti verbali, eccetera, non conoscono l'importanza della documentazione, del documento di identità. Magari in carcere dovrebbero curare meglio le informazioni in modo da dargli quel poco di agibilità a livello personale e a livello fiscale. Però chiudo e ringrazio nuovamente Don Totoni e la comunità parrocchiale di Golofai e di Vinti, che accoglie e dà la possibilità a questa persona. Grazie. Riguardo a quello che ha detto il Signore,
aggiungo una cosa. Io sono uscito dal carcere dopo aver fatto, si può dire, 27 anni di fila. E figurati, no? Per dire tante volte non voglio dire malvagità, no? Però voglio dire sto cercando una parola, non la trovo facile. Io avevo un mese per uscire 4 anni fa e chiedo la libertà anticipata del tempo che avevo fatto negli ultimi anni, perché quel mese me l'avrebbe assorbito e uscivo prima. E invece mi vedo rievocare 20 anni di buona condotta che mi avevano dato 20 anni prima. Insomma mi hanno prolungato la carcerazione di 3 anni. Ma quando te arrivi, no, dopo aver fatto 27 anni, no, c'hai un mese, e questi qua ti aumentano la carcerazione di 3 anni, è come se ti uccidessero. E poi insistevano che io non avevo, perché io volevo presentare i miei libri, no? E c'erano le persone fuori che mi organizzavano la presentazione e non mi mandavano. Allora facevo il permesso e me lo rifiutavano. Chiedevo 2 giorni e me lo rifiutavano, allora facevo ricorso in Cassazione. E la Cassazione mi diceva: ma guardate che lui si è fatto un percorso regolare, ha diritto al permesso. Dice, perché sta scontando i reati minori. Invece questi qui continuavano a dire che io ero un ex 41 bis e avevo lo stativo. Dice, e la Cassazione faceva: ma guarda che lui lo stativo non l'ha da anni, sta scontando i reati minori. Allora che succede? Succede che lo mandava al tribunale di sorveglianza, il tribunale di sorveglianza mi negava di nuovo il permesso e io ritornavo in Cassazione. Gli ultimi 2 anni, sicché non andavo più nemmeno dal giudice di sorveglianza, non me ne fregava più niente, tanto 2 anni passano. E un giorno stavo giocando al pallone, no, come sentiamo di giocare al pallone, stavo rientrando in sezione e mi si avvicina una guardia e mi fa: senti Giovanni, dice vai, dice a parlare col giudice, avevano cambiato il giudice di sorveglianza nuovo, no? Dice vai a parlare col giudice di sorveglianza nuovo, mi ha detto di chiamarti. No, quando mi ha detto, dice vai a parlare col giudice di sorveglianza, ho detto mi sono segnato, ho detto che ci vado a fare? No, mi dice me l'ha chiesto lei. Vado là e trovo questa signora, e gli ho fatto sì, signor giudice, se dobbiamo iniziare, perché ogni volta che andavo a parlare con questa gente qui, mi iniziavo dal 1975, mi faceva tutto il percorso della mia odissea, diciamo, e dicevano che io non avevo mai dato segni di ravvedimento di quello che insomma ero stato accusato. E gli faccio, se dice sì era Farina, ho detto senta dottoressa, se dobbiamo riniziare una tarantella dal 1975 via dicendo, ho detto me l'hanno già ripetuta centinaia di volte, nemmeno mi siedo. No, si siede. Insomma lei era nuova, era andata a guardare tutti gli incartamenti, no? Sicché aveva visto che io avevo fatto richiesta di permesso specificato che volevo presenziare a questo fatto letterario e via dicendo. Sicché lo vedeva come una ritorsione, no? Dice si mette a sedere, dice parliamo, e mi fa, senta, dice io ho guardato la sua posizione, mi faccia, dice, richiesta di 2 giorni di permesso. E io me l'ho guardata, no? Questa lì mi sta prendendo per il forbette, no? Va bene, ho detto, dottore, senti, faccio la domanda. Faccio la domanda e fatto sta dopo pochi giorni mi era arrivato il permesso che me l'aveva autorizzato, no? E allora vado,
perché io gliel'avevo fatto che c'avevo questo appuntamento di presentazione di 3 libri, e allora sono andato a fare la presentazione poi e sono tornato dentro e nel mentre gli amici mi hanno riorganizzato un'altra presentazione di un libro nuovo che avevo fatto, la seconda autobiografia, e sì che gli ho fatto il permesso e mi ha fatto, dice, nel mentre arriva dalla Cassazione, che la Cassazione dice al Tribunale di Sorveglianza gli dovete dare i diritti, no? Sicché vado a fare questa udienza e la mia, diciamo, quella che mi rappresentava era questo giudice nuovo, no? Sicché gli fa, no, uno schiaffone a tutti quanti, gli fa, dice, è inutile, dice, che fate la Camera di Consiglio, dice, perché Farina è già permessate, dice, e quando rientro in ufficio, dice, ne ho un'altra di richiesta e lo firmo. Sicché sono stati tutti così, come non lo sapevano per uscito. Sono stati, e da lì si è tagliato, diciamo, il cordone umbilicale con questi, diciamo, un po' giustizialisti, no? Che, sì. E poi naturalmente mi hanno dato l'ultimo anno l'affidamento ai servizi sociali e un periodo sono stato, come diceva il Signore qua, io servivo alla Caritas, alla messa della Caritas a questi, diciamo, persone che insomma non ce la facevano arrivare a fine mese e venivano a mangiare lì alla messa, no? E poi sono stato in un centro sociale che insomma ero impegnato nella biblioteca e in un podere che avevano insomma quegli olivi e queste cose qui, insomma, anche perché avevo studiato agraria fino al quinto anno, avevo il diploma, sì che un pochino di campagna, prima il pastore, poi un po' lo studio e mi difendevo bene, diciamo. Sicché quello che fa, diciamo, Don Totoni, che sia benvenuto e che ce ne siano molti di queste persone che si interessano ai disagiati, diciamo, agli ultimi, come diciamo si dovrebbe imparare, no? Anche perché io dico una cosa, per vivere ci vuole molto poco, e tante volte il superfluo, no? Che hanno tanto di questa gente non so che si fa, è come quello lì che ancora poi quando arriva da gli dice guarda quella roba di parcheggio che non ti serve così, dove vai? Eppure c'è gente che ama il denaro in una maniera che va bene. Volevo precisare solo una cosa piccola. Don Totoni la casa non l'ha data per Luigi, l'ha affidata all'associazione ICA Onlus OTV, organizzazione di volontariato, che si occupa di questi rapporti con l'amore. Avevo dimenticato di dirlo, adesso fate memoria locale, scusate. Salutano. Tanca. Grazie a tutti, sicuramente qualche sinapsi si è attivata e quindi bene così, grazie.